capitano, ex sergente dell'esercito napoletano, dava la caccia alle guardie mobili del colonnello De Marco, la cui colonna infame era famosa nel razziare chiese e raccolti nei campi, e spesso si erano sentite anche voci di violenza e stupri nei confronti delle donne della zona. Ponte Landolfo era un bollore. Nelle campagne si cantavano inni e canzoni dei briganti e diversi andavano di bocca in bocca. Tutto il sangue sembrava essere la platea di un teatro il cui palcoscenico si era trasferito tra i paesi di Ponte Landolfo e Casalduno. Il sentimento borbonico era forte dappertutto e non vi era paese del sud che volesse nuovi invasori. E da un momento all'altro poteva scoppiare la rabbia contadina. Il 12 agosto al generale Cialdini arriva questa lettera. Eccellenza, 45 soldati, tra i dolorosi figli d'Italia, il giorno 11 agosto 1861 furono trucidati in Ponte Landolfo. Arrivati sul luogo, vennero tenuti a bada i cittadini, fino al sopraggiungere dei briganti. Giunti costoro, i soldati avevano subito attaccato, ma il popolo tutto accorse, costringendoli a fuggire. Inseguiti si difesero stronamente, sempre combattendo, fino a ritirarsi nell'abitato di Casalduno, ove si arresero e passati per le armi. Invoco la magnanimità di Sua Eccellenza affinché dei questi citati soffrono un tremendo castigo che sia esempio alle altre popolazioni del sud. Lo stesso giorno al maggiore Menegani fu ordinato di presentarsi dal generale Cialdini. Con solenzia si recò alla luogotenenza, dove lo ricevette il generale Piola Caselli, che lo fece accomodare e gli disse: Maggiore, lei avrà sentito parlare di sicuro del doloroso ed infame fatto di Casalduni e Ponte Landolfo. Ebbene, il generale Cialdini non ordina, ma desidera che quei due paesi debbano fare la fine di Gaeta, ossia devono essere rasi al suolo ed i suoi cittadini massacrati. Ella, signor Maggiore, ha carta bianca ed è autorizzata a ricorrere a qualunque mezzo, e non dimentichi che il generale desidera che siano vendicati i soldati del povero Bracci. Infligga a quei due paesi la più severa delle punizioni e ai suoi abitanti faccia desiderare la morte. Ha ben capito? All'alba del 14 agosto, il colonnello Negri, alla guida di 400 bersaglieri, ordinò: questo paese ha 6.000 abitanti, li voglio tutti morti, sono tutti contadini, perciò briganti, quindi nemici di Savoia, nemici del Piemonte, nemici dei bersaglieri, nemici del mondo. Essere nemici della nostra patria è peccato mortale. Morte cafoni, morte a questi terroni, figli di puttana. Andateli a scovare nelle loro tane, nei loro nascondigli, nelle cisterne, nei pozzi. Ammazzateli tutti, senza pietà, uomini, donne, vecchi e bambini. Non voglio testimoni, diremo che sono stati briganti. Angelo De Vitti, del 36esimo Fanteria Bersaglieri, così ha descritto quell'episodio. Il maggiore Rossi ordinò ai suoi sottoposti l'incendio e lo sterminio dell'intero paese. Allora fu fiera rappresaglia di sangue, che si posò con tutti i suoi errori su quella colpevole popolazione. I diversi manipoli di bersaglieri fecero a forza sgridare dalle case gli impauriti razzoneri del giorno prima. E quando dei mucchi di pecafoni erano costretti alle baionette a scendere per la via, ivi giunti, vi trovavano delle mezze squadre di soldati che facevano una scarica a bruciapelo su di loro. Molti mordevano il terreno, altri rimasero incolumi. I feriti rimanevano ivi abbandonati all'avventura ed i superstiti erano obbligati a prendere ogni specie di strame per incendiare le loro catapecchie. Questa scena di terrore durò un'intera giornata,
il castigo fu tremendo. E Carlo Malgolfo, uno dei bersaglieri che partecipò alla spedizione punitiva, scrisse nelle sue memorie: al mattino del giorno 14 agosto riceviamo l'ordine superiore di entrare a Ponte Landolfo, fucilare gli abitanti, meno le donne e gli infermi, ma molte donne perirono ed incendiarono. Entrammo nel paese, subito abbiamo incominciato a fucilare i preti e gli uomini, quanti capitavano. Indi il soldato saccheggiava ed infine ne abbiamo dato l'incendio al paese. Non si poteva stare d'intorno per il gran calore. E quale rumore facevano quei poveri diavoli quella sorte era morire abbrustoliti o sotto le rovine delle case. Casalduni fu l'obiettivo del maggiore Meregali. I pochi che erano rimasti si chiusero in casa ed i bersaglieri corsero per vie e vicoli, sfondarono le porte. Chi usciva di casa veniva colpito con le baionette. Chi scappava veniva preso a fucilate. Furono 3 ore di fuoco. Dalle case venivano portate fuori le cose migliori. I bersaglieri ne riempivano gli zaini. Il fuoco crepitava. Dopo ore di stragi, di eccidi, di massacri, di ruberie, il generale De Sornà fece suonare la donata ed il ritiro della colonna infame. I bersaglieri erano stanchi di morire, stanchi di assassinarsi, stanchi di correre, madri di sudore, dovuto al caldo afoso di quel giorno d'agosto e al fuoco che divampava nelle case. A molti sanguinavano le dita e le mani per aver sparato troppo, i loro zaini pieni di refurtiva e le loro tasche piene di piastre d'argento. Al suono del trombettiere tutti si ritirarono, inquadrati e sull'attenti, al cospetto del generale De Sornà e del colonnello Negri ascoltarono quest'ultimo. Soldati, oggi avete scritto una pagina memorabile per la storia d'Italia. Vi siete comportati da eroi, da veri soldati. Tutto il ricavato del saccheggio è vostro e vi sarà concessa pure una breve licenza premio. Forza Italia! Viva l'Italia! Dopo aver messo ferro a fuoco Casalduni ed aver sterminato gli abitanti rimasti, il maggiore Menegali chiamò a sé il tenente Mancini e gli ordinò di andare a Ponte Landolfo per ricevere istruzioni dal generale De Sornà. Dopo un'ora il tenente ritornò, scese da cavallo e rivolgendosi al suo maggiore disse: possiamo tornarcene a San Luco. Il colonnello Negri ha distrutto completamente Ponte Landolfo. Ho visto mucchi di cadaveri, forse 500, forse 800, forse 1000. Una vera carneficina. Stai lì, prigioniera, perché sei tornata in su, sul tuo cuore una bandiera che non hai tradito mai, sul tuo viso un sorriso che per sempre porterai, porterai. E tu che stai lì, prigioniera, nella tua fotografia, che il nemico ti ha scattato per la sua vigliaccheria. Qui confuso e trofei non si accorge di chi sei, di chi sei. Tu sei il sorriso di Michela e così ti metti in posa, e il vestito che tu indossi non è un abito da sposa. E il fucile che tu porti è un fucile, però non è una rosa. E sei tu che combatti la tua guerra di frontiera, con viso di Michela. E sei tu donna del sud, e sei tu
donna del sud. Non può esserci che la sua brigantessa. Tu che stai lì, prigioniera, tu sei la fotografia che ci parla di una donna che ha il sorriso di una dea, che se vive, che se muore, non tradisce mai il suo amore e la sua idea. Tu sei il sorriso di Michela e colpisci il tuo nemico col tuo sguardo di pantera e col tuo sorriso antico. È la sfida che tu lanci come un fiore dal balcone del tuo sud. La tua guerra di frontiera, sei il sorriso di Michela, e sei tu donna del sud, e sei tu che difendi la tua terra di frontiera, donna bianca, donna nera, e sei tu donna del sud, e sei tu che combatti la tua guerra di frontiera. Sei il sorriso di Michela e sei tu donna del sud e sei tu che difendi la tua guerra di frontiera, donna bianca, donna nera e sei tu donna del sud. Tu sei il sorriso di Michela, tu che non ti sei mai arresa. Sei il sorriso che combatte la retorica infinita di chi ha invaso la tua terra per rubare il tuo sorriso.